Benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione e Vega Engineering su una delle novità introdotte recentemente dalla legge 215 nel dicembre del 2021 al decreto legislativo 81 del 2008, per evidentemente rafforzare l'azione degli organi di controllo, quindi delle ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. In sostanza il legislatore ha voluto rafforzare la loro capacità di intervento, in particolare quando si verificano quelle mancanze, quelle violazioni di norme antinfortunistiche gravi, cioè che possono tra l'altro determinare gravi infortuni. Con un aumento di efficacia dell'intervento dell'organo di controllo, che oggi può effettivamente sospendere l'attività. Il testo del decreto legislativo 81-2008 è stato ampiamente ritoccato dalla riforma e vedete in questa slide tutta una serie di articoli che sono stati appunto incisi dal legislatore con le modifiche più significative dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza del lavoro. C'è questa diapositiva che ci consente una lettura sinottica del testo nella versione precedente e nel testo nella versione attuale. Quali sono le conseguenze dell'adozione di un provvedimento di sospensione da parte dell'autorità preposta, cioè dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o dello SPISAL nel territorio veneto o comunque dell'autorità di controllo sanitario nelle altre regioni? Quello che illustrerò io sono appunto degli esempi per quanto riguarda questa attività di sospensione, limitandomi agli aspetti legati alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. E qui riusciamo a capire quale sarà il metodo con cui l'ispettorato o l'ASL potrà provvedere a queste sospensioni e quali sono anche i modi per, revocare la sospensione stessa. Uno degli aspetti a cui sicuramente dovremo andare incontro sarà che la frequenza di applicazione di questo provvedimento sarà nettamente superiore rispetto al passato, in quanto, venendo meno la necessità di una reiterazione della grave violazione, evidentemente l'ente di controllo più frequentemente sarà, tra l'altro abbiamo visto, obbligato a procedere in tal senso.